Allora, adesso do la parola alla dottoressa Anna Maria Valeriano che ci parla di contributo dei saperi e delle pratiche della psichiatria tradizionale al razzismo di Stato fascista. Grazie. Io ovviamente ringrazio per questo invito, sono onorata di poter parlare oggi qui in istituto e ringrazio anche il professor Sarfatti per questa appassionante ricostruzione della dimensione storica della Shoah. Credo che grazie alla relazione del professor Sarfatti noi questo pomeriggio riusciamo a cogliere un po' più nello specifico, nel dettaglio, le diverse sfumature che hanno contraddistinto la dimensione storica della Shoah, ma anche la complessità del processo di persecuzione poi culminato nella Shoah. Ecco, quindi io proverò con la mia relazione a inserirmi sul solco tracciato dal professor Sarfatti e proverò un po' a parlarvi dell'ideologia razzista che ha fatto da sfondo ai processi di persecuzione che poi sono culminati nella Shoah. E lo farò dal punto di vista della scienza, perché l'ideologia razzista è stata alimentata anche dalla scienza, anche da precisi modelli culturali che hanno radici lontane. E quindi credo che sia giusto iniziare con un pensiero di Franco e di Franca Basaglia, che nel 1966 scrivono sulla rivista sperimentale di Freniatria, riflettendo un po' sulla storia stessa della psichiatria. Sono gli anni in cui Franco Basaglia sta portando avanti la sua rivoluzione culturale, che poi si concluderà con lo smantellamento dei manicomi in Italia. E quindi Franco Basaglia parte da un'analisi delle radici le radici su cui la scienza psichiatrica affonda le sue origini e scrive: ogni società crea in sé aree di compenso alle proprie contraddizioni interne. La ricerca nel gruppo del capro espiatorio, del membro da escludere sul quale scaricare la propria aggressività, non può essere spiegata che nella volontà dell'uomo di escludere la parte di sé che gli fa paura. Il razzismo, in tutte le sue facce, non è che l'espressione del bisogno di queste aree di compenso, quanto l'esistenza dei manicomi è l'espressione di una volontà di escludere ciò che si teme perché ignoto e inaccessibile. Io sono voluta partire da questo pensiero proprio perché ci consente di comprendere in che modo il razzismo sia stato concepito per rappresentare un'area di compenso in cui circoscrivere, discriminandoli ovviamente, degli individui considerati come diversi o come inferiori, però è un pensiero che ci consente anche di comprendere come i manicomi abbiano storicamente assolto al ruolo di area di compenso per sedare le paure, le contraddizioni della società. E non è un caso che negli anni intorno agli anni 60, dagli anni 60 in poi, l'analogia tra Lager, che è stata la suprema espressione del razzismo nazista, e manicomio si sia fatta sempre più stretta. Ricordiamoci che negli anni 60 comincia ad essere tradotto in Italia anche Se questo è un uomo di Primo Levi. Sia il lager che il manicomio furono entrambi espressione dell'universo concentrazionario e della negazione dell'identità individuale. Quindi Basaglia formulavano questa riflessione guardando alla storia della psichiatria che nei suoi snodi scientifici e culturali si è spesso intrecciata pericolosamente con i presupposti teorici dell'ideologia razzista. Questo intreccio con l'ideologia razzista da parte della scienza psichiatrica inizia, pensate bene, nel 1857, quando c'è uno psichiatra francese che si chiama Bénédicte Augustine Morel, il quale formula per la prima volta il concetto di degenerazione. E Morel intende la degenerazione come deviazione dal normale tipo umano. È trasmissibile per via ereditaria e può essere per l'individuo affetto da degenerazione progressivamente distruttiva. Morel sosteneva che la degenerazione fosse dovuta sia a fattori acquisiti come potevano essere le malattie o l'alcol, sia a una combinazione di cause fisiche e di cause psichiche. Inoltre, sostenendone la trasmissibilità, Morel creò un presupposto scientifico che poi avrebbe fatto da base i programmi di sterilizzazione di coloro che appunto venivano considerati inferiori. Infatti il termine degenerazione fu ripreso da Hitler nel Mein Kampf
e Hitler parlò dei deboli come di guasti orientati che portavano a una degenerazione della specie umana nel lungo periodo. Così come il termine degenerazione fu poi ripreso dagli psichiatri nazisti, perché appunto fu utile a giustificare l'inferiorità razziale degli ebrei e il loro sterminio. Quindi già in queste prime formulazioni concettuali si possono scorgere le radici di un razzismo culturale che poi sarebbe sopravvissuto a lungo e che sarebbe stato purtroppo appoggiato anche dagli stessi ambienti intellettuali, perché la scienza utilizzò spesso e volentieri pseudo-argomenti biologici e genetici per avvalorare l'esistenza di una gerarchia tra tipi umani, quindi si può parlare a pieno titolo di una giustificazione scientifica al razzismo di Stato. Da ricordare che appunto anche in Italia vi furono intellettuali che diedero un contributo corposo al razzismo di Stato, mi riferisco in particolare a Cesare Lombroso, perché Lombroso sposò appieno la definizione di degenerazione introdotta da Morel e si concentrò in particolare sui tratti fisionomici dei degenerati. Ovviamente Morel, oltre a concentrarsi sui tratti fisionomici dei degenerati, rilevò anche le grandi differenze anatomiche tra il bianco e il nero. Fu sempre Lombroso a rilevare negli ebrei un maggior rischio di degenerazione. E secondo Lombroso questo maggior rischio di degenerazione derivava dal fatto che gli ebrei avevano l'attitudine al commercio, leggo da uno dei trattati lombrosiani, alla furberia e alla menzogna. Quindi di qui, secondo Lombroso, molti casi di ebrei nevrotici, megalomani, ambiziosi. Quindi Lombroso fu tra gli scienziati che alimentarono lo stereotipo degli ebrei nevrotici e soprattutto fu tra gli scienziati che stabilì un nesso, un collegamento tra le malattie in rapporto alle razze. Altri esempi a livello europeo: Max Nordau era un medico, era un sociologo e contribuì a diffondere ulteriormente il concetto di degenerazione perché scrisse un trattato intitolato per l'appunto Degeneration, nel quale sosteneva che la razza dovesse essere protetta e preservata e che appunto l'eugenetica potesse essere lo strumento per evitare la degenerazione. Siamo nell'Ottocento ancora. La stessa utopia genetica di Francis Galton prevedeva che l'elite superiore dovesse essere separata dal resto della società e che appunto gli appartenenti alla sottoclasse inferiore dovessero astenersi dal procreare. Gli ospedali psichiatrici, i manicomi, furono uno dei luoghi in cui il razzismo culturale si manifestò, perché fin dalle loro origini iniziarono a contenere al loro interno i disadattati estromessi dallo spazio pubblico che appunto con le loro condotte si erano in qualche modo dimostrati estranei al processo di formazione nazionale e quindi potenzialmente dannosi. Il modello eugenetico fece dunque da base la logica esclusoria che poi indirizzò l'operato delle istituzioni manicomiali ottocentesche e la stessa psichiatria, fin dai suoi esordi, si propose come una risposta di igiene sociale a tutto ciò che era disordine, pericolo, e tutte le manifestazioni irregolari furono riportate nel paradigma della malattia. Quindi vediamo come le scienze biologiche, le scienze mediche, le scienze psichiatriche di fine Ottocento, nel sostenere le idee eugenetiche, non fecero che adeguarsi al nuovo clima culturale e politico che era però scaturito dalle dottrine positiviste e dalle istanze nazionaliste che manifestavano per l'appunto esigenze diverse, manifestavano l'esigenza di poter disporre di un popolo sano, che fosse funzionale al progresso della società, ma anche di controllare, isolando e quindi discriminando quegli individui che erano considerati deboli, tarati, inadatti, pericolosi. E quindi l'eugenetica si propose come uno strumento in grado di rispondere a una serie di preoccupazioni politiche, ma anche sociali, e affrontò tutti i problemi riguardanti la questione della degenerazione, fornendo anche in questo modo una risposta scientifica alla possibilità di controllare in modo razionale gli organismi.
Se noi andiamo a scorrere le cartelle cliniche che sono state prodotte nel corso dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento all'interno dei manicomi italiani, noi vediamo come fosse ampiamente presente tra i medici la convinzione che i vizi morali, che le patologie fisiche potessero essere trasmesse per via ereditaria, e quindi prevaleva il modello degenerativo che era stato introdotto nel 1857 da Morel. Nelle stesse descrizioni cliniche i malati mentali erano presentati come degli esseri degradati, grotteschi nelle sembianze, tutti segnati da uno stigma di emarginazione. Quindi, aderendo alle teorie dell'ereditarietà e della degenerazione, la psichiatria pose le basi del razzismo contro la normale e contro tutti quegli individui che, in quanto portatori di uno stigma, di una condotta o di un difetto, potevano trasmettere alla loro discendenza le conseguenze imprevedibili del male. E quindi non è sbagliato affermare che il razzismo specifico del XX secolo, inteso come difesa interna di una società contro i suoi anormali, abbia avuto un contributo specifico anche dalla psichiatria. Inoltre sono evidenti le radici ottocentesche dell'antisemitismo fascista, così come sono evidenti i legami con un pensiero che aveva familiarità con la pratica della discriminazione, perché appunto nella cultura italiana, in particolare nella scienza accademica dei primi del Novecento, vi era già una presenza importante di temi, di idee e di argomentazioni che poi avrebbero costituito l'impalcatura della propaganda razzista. Michel Foucault in questo senso ha sostenuto che proprio nel corso dell'Ottocento si diffuse il concetto di guerra delle razze, fondata sull'idea secondo cui l'altra razza, leggo da Foucault, non è quella che è arrivata da altrove, ma è invece quella che in permanenza e incessantemente si infiltra nel corpo sociale, o piuttosto si riproduce ininterrottamente al suo interno. Quindi in questa dimensione compito del potere è il mantenimento della norma e il contrasto di coloro che deviano rispetto a questa norma e che per questa ragione costituiscono altrettanti pericoli per il patrimonio biologico. Da quest'ordine del discorso, secondo Foucault, presero avvio i discorsi biologico-razzisti e trovarono legittimazione quelle istituzioni che appunto si fecero carico di agire attraverso la segregazione e la soppressione in nome della normalizzazione della società. Tutte queste molteplici istanze presenti nel discorso scientifico e sociale del positivismo italiano si coagularono in occasione del primo congresso internazionale di eugenetica a Londra nel 1912. A questo congresso parteciparono scienziati che provenivano da anche scienziati italiani che appunto provenivano da diverse discipline. Vi erano demografi, antropologi, psichiatri, sociologi, biologi, e fu in quella sede specifica che prese avvio un discorso pubblico sull'eugenetica. In quello stesso anno, nel 1912, a Genova nacque il corso di eugenetica sociale di Serafino Patellari e a Roma venne fondato un comitato per gli studi eugenetici da Giuseppe Sergi, che appunto fu in Italia il principale esponente dell'antropologia italiana. L'impatto del primo conflitto mondiale avrebbe poi contribuito ulteriormente a istituzionalizzare l'eugenetica in Italia, perché il conflitto lasciò un problema aperto sul tavolo, cioè il problema della degenerazione della stirpe, che si era in qualche modo acuito in seguito agli effetti dei traumi bellici subiti dalle popolazioni. Ci fu uno psichiatra, Leonardo Bianchi, che in Senato nel 1922 evocò il rischio di decadenza della razza. Parlò esplicitamente di decadenza della razza e auspicò provvedimenti, leggo dall'intervento di Leonardo Bianchi in Senato, per ridurre a proporzioni più tollerabili la degenerazione. Sempre nel primo dopoguerra, insieme alla voce di Leonardo Bianchi, iniziò a circolare in Italia la rivista Difesa Sociale, che fu una delle riviste più importanti nella quale prese corpo il discorso genetico italiano. Nel 1924 in Italia si svolse il primo congresso di eugenetica sociale e in quell'occasione, quindi siamo appena 2 anni dall'inizio del regime fascista, fu affrontato anche il tema del controllo delle nascite, però da attuare senza delle misure di selezione genetica spinte. Io mi riferisco alla sterilizzazione, alla soppressione,
ma affidandosi a misure di risanamento ambientale, quindi per così dire una eugenetica moderata, basata soprattutto sulla limitazione della libertà individuale. Ci fu un altro psichiatra nel 1923, che appunto era Enrico Morselli, che scrisse un libretto, si chiamava L'uccisione pietosa, affrontava proprio il tema dell'eutanasia, e Morselli scriverà nel 23 che questa limitazione della libertà individuale era forse necessaria affinché le razze inferiori non prendano il sopravvento e affinché la collettività cominci a fare la bonifica di se stessa tanto sotto il punto di vista fisico quanto sotto quello morale. Quindi in queste enunciazioni non soltanto era esposto il paradigma eugenetico, inteso in Italia come subordinazione della libertà del singolo di fronte al superiore interesse collettivo per la difesa della società e della razza, ma è facile scorgere anche i capisaldi dottrinali del razzismo di Stato fascista. Infatti lo Stato fascista riconobbe all'eugenetica un indiscusso valore, considerò l'eugenetica un'arma potentissima di elevazione civile, soprattutto la considerò uno strumento per riscattare la nazione e renderla più sana e la incluse a pieno titolo nella retorica nazionale finalizzata alla costruzione del nuovo Stato fascista. Da parte del regime il discorso eugenetico fu utilizzato soprattutto per ancorare a una base scientifica gli ideali di rigenerazione della popolazione italiana e anche per far passare il messaggio che il paese davvero forte era quello che forniva il minor numero di deboli, di incapaci e di perturbatori della vita ordinata e lavorativa, e anche quando li produceva aveva al suo interno comunque forti organi di correzione o di eliminazione. Leggo dalle principali pubblicazioni dell'epoca. E lo stesso concetto di razza fu assunto a componente determinante della concezione politica e sociale del fascismo, fu, oserei dire, un elemento essenziale nel progetto di costruzione dell'italiano nuovo, e questo avvenne già a partire dal discorso dell'ascensione del 1927, che oltre a introdurre l'utilizzo ideologico del concetto di razza, operò una ulteriore saldatura del legame corpo-nazione, perché appunto con il discorso dell'ascensione Mussolini invitò i singoli a contribuire a migliorare il destino della razza, subordinando i propri corpi e le proprie vite alla nazione e sacrificandosi per la sua grandezza. Quindi sullo sfondo vi era anche una metafora sociale ben precisa dello Stato fascista, cioè lo Stato organismo, l'organismo superiore, i cittadini, cellule all'interno di questo organismo. La medicina politica, la bonifica della razza, il risanamento della stirpe quindi divennero delle parole chiave del progetto sanitario fascista, che ispirò le sue basi ideologiche alle elaborazioni teoriche di Nicola Pende. Nicola Pende fu colui che in Italia introdusse la scienza della biotipologia umana, e questa scienza della biotipologia umana riscosse un grande successo nel corso degli anni 30, perché riuscì a raccogliere e a sistematizzare idee e temi che già circolavano in modo confuso negli ambienti medici italiani e che in qualche modo cercavano di affrontare il problema del miglioramento della razza. Nel libro scritto da Pende dal titolo Bonifica umana razionale e biologia politica, un libro uscito nel 1933, divenne questo libro un testo di riferimento obbligatorio per quanto riguarda la politica della razza perseguitata dal fascismo, e appunto questo libro contribuì a orientare l'azione sanitaria verso il contrasto delle anomalie individuali, gettò i semi della selezione razionale e della bonifica somatica e psichica degli individui al fine appunto di poter migliorare la componente umana della nazione, quindi pose in qualche modo le basi ideologiche del razzismo italico. E in questa campagna del regime contro la degenerazione i medici fascisti giocarono un ruolo di primo piano, perché ai medici il regime chiese di collaborare appassionatamente alla rivoluzione sanitaria e chiese soprattutto di operare per incrementare la produzione degli elementi migliori, minimizzando i fattori disgenici. Quindi ai medici fu chiesto di applicare concretamente quella medicina politica che era orientata a difendere la salute pubblica e a fortificare la stirpe. Le persone affette da malattia non soltanto dovevano essere individuate,
dovevano essere curate se possibile, ma dovevano essere anche denunciate e dovevano essere messe nelle condizioni di non nuocere alla collettività. E quindi l'isolamento degli inadatti alla vita divenne una misura necessaria per estirpare le cause di ogni debolezza collettiva e individuale. E gli stessi manicomi si piegarono alle esigenze della medicina politica fascista perché si occuparono di togliere dalla società quelli che furono definiti i mediocri della salute, i mediocri del pensiero e i mediocri della sfera morale. Questo legame strettissimo tra politica e scienza fu in qualche modo sancito già nel 1935 al 20° congresso della Società Italiana di Psichiatria, quando appunto Arturo Donaggio, che era il presidente all'epoca della Società Italiana di Psichiatria, parlò di una scienza mai avulsa dalla vita nazionale e quindi si riferì esplicitamente al contributo che la psichiatria avrebbe potuto dare al progetto di miglioramento della razza. E di fatto quindi la psichiatria diede questo contributo nel corso del ventennio. Vi fu un aumento del numero di ricoverati nei manicomi. Si passò da 60.000 ricoverati nel 1926 a 96.000 nel 1941 e poi furono costruiti nuovi ospedali psichiatrici. L'ideologia fascista si riverberò all'interno delle logiche istituzionali dei manicomi nella misura in cui riuscì a consolidare aspetti autoritari che erano già presenti nel settore psichiatrico, soprattutto sul versante del controllo sociale. Quindi i manicomi durante il ventennio accentuarono la loro dimensione di controllo. Basti pensare che alla vigilia delle visite del Duce nelle città venivano ricoverati in manicomio per togliergli dalle strade tutti gli squilibrati o tutte le persone che potevano creare disordine sociale. E quindi all'interno degli ospedali psichiatrici finirono quanti con le loro condotte intemperanti, con le loro esuberanze, con la loro inadeguatezza fisica, rischiavano di intaccare il patrimonio biologico, ma soprattutto il patrimonio morale dello Stato. E attorno a questi degenerati, regime e psichiatria intrecciarono discorsi diversi. Quindi nelle cartelle cliniche in qualche modo iniziò a condensarsi anche la prosa amministrativa di uno Stato che proteggeva se stesso in nome di un patrimonio sociale da conservare allo stato puro. E le descrizioni mediche sulle diverse personalità accentuavano i tratti difformi e in questa tendenza ad accentuare i tratti difformi si specchiava l'immagine di un razzismo biologico interessato a rendere le diversità facilmente riconoscibili, quindi un razzismo contro la normale, quel razzismo contro la normale di cui parlava Michel Foucault, che permetteva di filtrare tutti gli individui dentro una determinata società. E la normalizzazione realizzata dall'istituzione psichiatrica quindi costituì una delle pratiche del razzismo di Stato attuato dal regime contro i suoi propri elementi, contro i suoi propri prodotti, proprio per rendere più forte e prolifica la razza. E diciamo che fino a questo punto il programma di difesa della razza non aveva avuto delle caratteristiche di antisemitismo, perché si rifaceva all'eugenetica dipende, alle politiche di accrescimento demografico, soprattutto si rifaceva alla definizione antropologica di razza italica che aveva avuto origine da una non ben precisata stirpe mediterranea erede della romanità. La razza ebbe una sua prima istituzionalizzazione giuridica nel 1937, quando fu pubblicato il Regio Decreto Legge del 19 aprile del 1937, il numero 880, intitolato Sanzioni per i rapporti di indole coniugale fra cittadini e sudditi. Il decreto rappresentò il primo provvedimento con forza di legge specificamente finalizzato alla creazione di uno Stato razziale in Italia, anche se nelle colonie, perché dobbiamo ricordarci che era stata avviata la politica coloniale del regime. Però rappresentò una svolta formale terribile, perché per la prima volta il regime fascista istituzionalizzava in modo esplicito il ruolo della razza come cardine dell'organizzazione della società e soprattutto dei rapporti sociali al suo interno. La preoccupazione dominante era che la vicinanza e il contatto degli italiani con individui appartenenti a razze inferiori avrebbe esposto la razza italiana alla corruzione del proprio patrimonio genetico
e soprattutto anche del patrimonio culturale. Quindi di qui l'ossessione della lotta al meticciato, l'introduzione del reato di lesione del prestigio di razza e la discriminazione degli ebrei. Nella seconda metà degli anni 30 si susseguirono numerosi provvedimenti legislativi volti a combattere i pericoli di inquinamento derivanti dalla promiscuità con soggetti segnati dall'inferiorità biologica, che poteva essere anche trasmissibile per via ereditaria, fino a giungere appunto al 1938, quando furono promulgate le leggi razziali che colpirono, come sappiamo, gli ebrei residenti sul territorio italiano, compresi gli stranieri e quelli che appunto nel frattempo erano diventati apolidi. È noto che la prima delle leggi razziali fu emanata il 5 settembre del 1938, ordinava, come ricordava il professor Sarfatti, l'esclusione delle persone ebree dalle scuole e inaugurava in questo modo la politica antisemita italiana, che poi appunto sarebbe sfociata nello sterminio e nella deportazione di massa. Le leggi razziali furono precedute dal Manifesto della razza, che fu pubblicato su Il Giornale d'Italia il 14 luglio del 1938 e nel Manifesto della razza un gruppo di scienziati chiariva un po' la posizione del fascismo nei confronti della questione razziale. Il Manifesto della razza rappresentò la base teorica delle leggi razziali e impose la razza come concetto puramente biologico e poi soprattutto segnò il coinvolgimento esplicito della psichiatria italiana nel razzismo fascista, perché Arturo Donaggio, il presidente della Società Italiana di Psichiatria, fu tra i firmatari del Manifesto della razza. E sempre Donaggio nel 1938 cominciò a scrivere sulla difesa della razza, il giornale che avrebbe contribuito a divulgare le leggi razziali e nel quale gli ebrei erano presentati come antirazza impenetrabile e inafferrabile che mina sotterraneamente l'equilibrio della civiltà occidentale. Questo si leggeva nelle pagine della difesa della razza. Poi dalla promulgazione delle leggi razziali fu un crescendo di misure contro gli ebrei. Una disposizione del ministro degli interni ordinò a tutti i prefetti il censimento degli ebrei e con un'ordinanza di polizia del novembre del 1943 il ministro dell'interno della Repubblica Sociale Italiana, e di qui anche il coinvolgimento attivo della Repubblica Sociale Italiana nella deportazione degli ebrei, decretò l'arresto e l'internamento degli ebrei e la confisca dei loro beni. Quindi diciamo che nel giro di breve tempo si passò dalla costruzione giuridica dell'alterità alla persecuzione delle vite. E non furono risparmiati da queste nuove disposizioni legislative neanche gli ebrei ricoverati negli ospedali psichiatrici, perché a partire da quell'epoca i pazienti ebrei iniziarono a essere segnalati sul frontespizio delle cartelle cliniche e denunciati alla polizia, e nell'ottobre del 1944 dai due ospedali psichiatrici di Venezia, il San Clemente e il San Servoro, furono prelevati 11 pazienti ebrei e furono consegnati al comando tedesco. Tutti i pazienti ovviamente non sopravvissero, morirono prima di arrivare nei campi di sterminio, nella risiera di San Sabba, oppure morirono in campo di sterminio. E questo diciamo, conferma che all'indomani delle leggi razziali, anche in Italia, il malato mentale, species ebreo, fu sottoposto a una vera e propria persecuzione. Per concludere con dei numeri, visto che sono stati evocati dei numeri sulla Shoah italiana, la Shoah italiana nel giro di pochi mesi portò circa 7.000 ebrei a morire nei campi di concentramento. E vorrei concludere insomma questa mia relazione con un pensiero di Elie Wiesel, che è sopravvissuto ai campi di concentramento di Auschwitz e Buchenwald, che ci dà un po' il senso del perché siano necessarie ancora oggi le giornate della memoria. Elie Wiesel, parecchi anni dopo la fine della sua esperienza nei campi di concentramento, ha scritto: sono molte le atrocità del mondo e moltissimi pericoli, ma di una cosa sono certo: il male peggiore è l'indifferenza. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Il contrario della vita non è la morte, ma l'indifferenza. Il contrario dell'intelligenza non è la stupidità, ma l'indifferenza. È contro di essa che bisogna combattere con tutte le proprie forze. E per farlo un'arma esiste: l'educazione. Bisogna praticarla, diffonderla, condividerla, esercitarla sempre e dovunque, non arrendersi mai. Grazie.